Importante novità arrivata oggi al Napoli. Ciao, tifosi del Napoli. Siamo tornati con un altro aggiornamento rilevante sul nostro club. Come sempre, il nostro impegno è portarvi le informazioni più recenti e importanti. Prima di iniziare, non dimenticate di lasciare il vostro like e iscrivervi al canale per seguire tutte le novità in anteprima. L'argomento di oggi sta movimentando i corridoi del club e promette di avere un impatto diretto sul futuro del Napoli. Qualcosa di significativo si sta preparando negli uffici del club e i dettagli promettono di sorprendere i tifosi. Romelu Lukaku si sta riprendendo da un lungo infortunio, ma nel frattempo voci su un possibile trasferimento ad un altro club cominciano a circolare intensamente. Certe voci di mercato nascono dal vento e si alimentano di speculazione, ma quando Romelu Lukaku è coinvolto, il chiacchiericcio inevitabilmente si diffonde come un incendio. Una notizia che arriva direttamente dalla Turchia ha generato un dibattito acceso nelle ultime ore. Per gentile concessione del portale T-Gaber. Ecco cosa rivelano, dopo aver analizzato attentamente i profili di Artem Dovbyk e Caio Jorge. Il Fenerbahce ha anche dimostrato forte interesse per Romelu Lukaku. I turchi attendono attenti e cercano di capire quale sarà la posizione del Napoli riguardo a una possibile cessione dell'attaccante belga. Sebbene sia vero che il Fenerbahce, come molti club turchi ambiziosi, stia lavorando duramente per costruire una rosa con grande impatto internazionale e nomi di peso, è altrettanto vero che Lukaku rappresenta molto più di un semplice centravanti comune. Nel Napoli di Antonio Conte, Big Rom non è semplicemente un nome sulla carta o un investimento finanziario. È un vero e proprio manifesto tecnico e tattico. Lukaku è il giocatore attorno al quale l'allenatore ha meticolosamente ricostruito tutta l'identità offensiva della squadra. È il pezzo centrale, l'asse attorno al quale ruotano tutta la dinamica di gioco, il movimento coordinato dell'attacco e la verticalità necessaria per bucare difese compatte. Conte lo conosce profondamente dai tempi dell'Inter, lo ha scelto personalmente. Lo voleva a tutti i costi nel progetto napoletano. E anche nei momenti più difficili e turbolenti, quando il Napoli lottava intensamente per trovare l'equilibrio ideale in campo e i risultati non arrivavano. Come sperato, l'allenatore leccese non ha mai messo pubblicamente in discussione il suo centravanti. Questo non accade per caso. Lukaku, nella visione particolare di Conte sul calcio moderno, è una certezza assoluta sia tattica che mentale, un leader dentro e fuori dal campo. La verità è che vendere Lukaku significherebbe smantellare il cuore del progetto tecnico attuale. Significherebbe rinunciare non solo ai gol e alla presenza fisica imponente, ma anche all'esperienza internazionale, alla capacità di proteggere palla sotto pressione, di creare spazi per i compagni e di garantire profondità all'attacco azzurro. Il belga è fondamentale per il sistema di gioco di Conte, funzionando come riferimento costante per tutti i reparti della squadra. Per questo, la posizione del Napoli di fronte a questa offensiva turca appare abbastanza chiara agli occhi di chi segue da vicino i corridoi del club. Lukaku è considerato incedibile in questo momento. La dirigenza azzurra ha piena consapevolezza del valore strategico del giocatore e non intende aprire trattative, specialmente a metà stagione, quando ogni pezzo del puzzle tattico diventa ancora più prezioso. Il Fenerbahce può anche sognare l'ingaggio del gigante belga, ma la realtà è che strappare Lukaku al Napoli in questo momento sarebbe una missione praticamente impossibile. Antonio Conte ha costruito il suo sistema attorno a lui, e la dirigenza napoletana comprende perfettamente che cedere alle avance turche rappresenterebbe un passo indietro significativo nel progetto sportivo accuratamente pianificato per questa stagione. Inoltre, vale la pena ricordare che indossare la maglia azzurra è stata una scelta consapevole dello stesso giocatore, che ha rinunciato ad altre proposte finanziariamente più vantaggiose per lavorare di nuovo con Conte e cercare gloria a Napoli. Questa connessione speciale tra allenatore e giocatore è un patrimonio intangibile che va molto oltre i numeri e le statistiche, rappresentando fiducia reciproca e comprensione tattica profonda. E tu, tifoso del Napoli, cosa ne pensi di questa notizia dalla Turchia? Credi che esista qualche possibilità reale che il Fenerbahce riesca a ingaggiare il nostro gigante belga? O sei d'accordo che Lukaku è un pezzo fondamentale e deve rimanere a Napoli? Lascia la tua opinione nei commenti. Vogliamo sapere cosa pensi di questo argomento così importante per il futuro del nostro amato club.
E non dimenticare di dare quel super thanks per sostenere il nostro canale e aiutarci a continuare a portare le migliori notizie e analisi sul Napoli. Il vostro supporto è fondamentale per mantenere questo lavoro di qualità. Alla prossima notizia, Forza Napoli sempre!